Fontana Granotto il re dell'11° cross di Villa Imperiale. Il 22enne veronese, lo scorso dicembre miglior under 23 italiano agli europei, si è imposto sui 10 km della prova assoluta del tradizionale appuntamento di Galliera Veneta, che assegnava anche i titoli regionali individuali per le categorie promesse, juniores e allievi. La gara è stata lanciata dal keniano Gilbert Masai, che ha provocato la selezione decisiva nel penultimo dei 5 giri. L'unico a non perdere contatto da Masai è stato proprio Fontana Granotto dell'Insieme Verona, che ha poi contrattaccato staccando il keniano e presentandosi fra gli applausi generali in solitaria al traguardo. Il veronese si è così laureato campione regionale assoluto, facendosi accompagnare sul podio veneto da Riccardo Martellato e Daniele Farronato. Il titolo promesse è stato invece vinto dal trevigiano Vincent Dominin dell'Atletica San Biagio. Sono molto felice perché non pensavo di poter arrivare primo, infatti all'inizio non sono subito stato dietro al ragazzo che era il secondo, ma sono un po' andare verso il secondo giro, l'ho recuperato, poi mi sono messo dietro di lui e alla fine l'ultimo giro di subito ero un po' stanco, ho provato a cambiare ritmo e sono riuscito a staccarlo. A Manuela Bulf dell'Atletica Agordina è andato il titolo regionale assoluto femminile. Per lei un ottimo secondo posto nella gara vinta dalla keniana Selina Jebet. Argento regionale per Gloria Tessaro, bronzo per Michela Zanatta, mentre Chiara Pizzolato di Atletica Vicentina si è aggiudicata il titolo promesse. The race was good. Passiamo all'ultimo I podio, have never intanto facciamo i run Master cross country, 60. but I enjoyed this one. The course was good again. Even the weather was good, but it is very cold. It is cold a bit. I usually run in marathon, but I prepare myself with this one for speed walk. La giornata dell'11° cross di Villa Imperiale era iniziata con le gare under 20 del campionato veneto, terreno di conquista per gli atleti trevigiani che si sono aggiudicati 3 titoli su 4. Andrea Botteon della Vittorio Atletica ha dominato la gara juniores, precedendo Matteo Salviati e i compagni di squadra Francesco Cao e Nicolas De Lorenzi. Le sensazioni erano buone, stavo bene, anche se ho ripreso ad allenarmi da poco per un piccolo infortunio, però le gambe giravano bene, quindi è andata come speravo, dai. Adesso tra un mese gli italiani di cross, sperando di recuperare ancora di più la forma e stare con i primi e poi scaricare un po' e preparare la stagione in pista bene. Elisa Maglione dell'Atletica Ponzano, azzurrina delle Siepi nel 2022 agli europei under 18, non ha avuto rivali tra le juniores. Gara solitaria mescolata agli allievi e primo successo stagionale davanti a Linda Conchetto e alla compagna di squadra Francesca Piccolo. È stata una prova abbastanza dura, il percorso credo sia uno dei migliori da quando faccio galliera, è stato molto tosto, però comunque allo stesso tempo era abbastanza vario e quindi è stata anche una gara abbastanza divertente. Tra gli allievi successo del veneziano Nicodemo Desidera dell'Atletica Riviera del Brenta, bravo a precedere nel finale il favorito Marco Stupiggia e Fabio Kleis. Il percorso era buono, il tempo, nonostante non brillasse il sole, comunque favorevole per una buona giornata di corsa e il percorso mi avvantaggiava rispetto alla precedente gara di Vittorio Veneto e per questo ho potuto dare il meglio di me e battere colui che insomma aveva prevalso su di me alla gara precedente e mi sento molto bene. È stata una bella soddisfazione e insomma all'inizio di una bella stagione, spero. Nel finale si è decisa anche la gara allieve, vissuta sul duello tutto trevigiano, vinto dalla triatleta Giulia Meneghetti della Silca Ultralight Vittorio Veneto su Chiara Padoin. Bronzo per Leila Colussi. È stata sicuramente una bella gara, emozionante. Mi sono trovata davanti da subito già dai primi metri e allora, visto che ero là, ho detto dai, proviamoci e ho provato a dettare il mio ritmo e poi quando ho visto che nelle gambe ce n'era ho aumentato fino ad arrivare al traguardo. Molto bello, nonostante non ci siano particolari difficoltà come salite eccetera. Comunque tecnico perché ci sono vari tipi di suolo, diciamo, sassi, terra e poi in mezzo alla villa è sicuramente molto scenografico e piacevole correrci in mezzo. In gara sui prati di Villa Imperiale anche i master con Filippo Barizza, Giorgio Mazzer e Tiziana Scorzato a tagliare il traguardo per primi e i giovanissimi del settore promozionale per i quali erano previste gare provinciali a carattere open.
Fra i cadetti, primo posto al traguardo per Riccardo Cenedese e Rebecca Gava, entrambi in forza alla Silca Ultralight Vittorio Veneto. È stata una bella sorpresa perché il percorso è stato molto bello, anche con le salite nel bosco. L'ho gestita bene all'inizio, volevo cambiare con il secondo che è un mio amico che è della Vittoria Atletica, però alla fine, visto che era corta la distanza, siamo andati tutti e due per i fatti nostri. È diverso e impegnativo, però molto divertente, e è andata molto bene soprattutto perché il mio allenatore mi ha sempre detto di usare la testa, infatti è quello che ho fatto. Io non faccio atletica solamente, ma faccio triathlon, quindi come gara è stata una gara molto corta per me, per le distanze che faccio di solito. Nella categoria ragazzi, infine, fra la moltitudine di piccoli atleti al via, spiccano i nomi dei primi classificati Ettore Piazza, che sperava che il suo 1,5 chilometri passasse davanti a Villa Imperiale, e Ludovica D'Ambruoso. È molto fangoso, bisogna tenere gli occhi aperti, diciamo, e sì, molto bello. Speravo di passare sulla villa, ma purtroppo non sono passato. 8 minuti per fare E è stato bello. Bello, non c'erano tantissime buche. All'inizio sono andata un po' più lenta, ma poi alla fine ho tirato e ce l'ho fatta. 1 migliaio gli iscritti complessivamente, un bel successo per l'Atletica Galliera Veneta, che quest'anno per la prima volta ha inserito il suo cross nel calendario nazionale, aprendo ad una partecipazione non limitata ai tesserati veneti. Galliera quest'anno ha fatto un salto di qualità diventando una gara nazionale, e quindi oltre alla partecipazione della regione ci sono anche altri atleti che vengono da fuori, giusto perché come un'importante manifestazione della regione ha voluto investire e fare un'operazione che la portasse su un piano diverso. Credo che sia il numero degli atleti che questa mattina ho visto, sia la qualità degli atleti che parteciperanno rende veramente onore a questa manifestazione. Abbiamo tentato di lanciare una cosa un po' superiore anche per scolarlo, se no ogni anno era sempre il solito programma, sempre le solite gare, cominciava a diventare un po' anche noioso. Si tenta di fare un qualcosa di superiore, anche più ricco. È stata veramente organizzata veramente bene, sempre a disposizione l'Atletica di Galliera, assieme a altre collaborazioni delle associazioni del territorio, e ringrazio il presidente Sgarbossa Renato e tutti i suoi colleghi. Sono contentissimo come presidente provinciale, questa manifestazione l'ho goduta fin dagli albori, diciamo, da 11 anni fa, e fare una manifestazione a livello nazionale con questi po' di atleti è solamente una grandissima soddisfazione.